Andrea Sannino e il Pachico. Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Ciao Andrea, no, ciao ragazzi, ciao Pachico, ciao Lady Sasha, ciao a tutti. Allora, che bello, ci facciamo compagnia stasera. Intanto noi ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito e a far compagnia Napoli insieme a noi, è vero Pachi? Come stavamo parlando prima che entravamo in diretta, stiamo parlando con te napoletanamente, ti stiamo ringraziando perché poi avere con noi un artista che comunque è nazionale, poi come hai detto tu prima, tu come di meno meglio, voglio venire subito, la tua disponibilità, anche conoscerci così in questa situazione è un po' brutto, però una cosa io penso che sì. Allora ti voglio dire una cosa, ti voglio ringraziare da parte di tutti i napoletani, tutti noi che seguiamo la musica, perché ogni volta che vai in TV nazionale tiene sempre quel pensiero per tutte le persone che comunque ti sostengono e che magari in questo momento sono in difficoltà. Ti volevo solo ringraziare, che non ti scordi mai di queste persone. Grazie, mai. No, ma io voglio essere sempre più cantante napoletano e meno, cioè se nazionale cioè vuol dire perdere il contatto con Napoli, ma Napoli è tutto, cioè io Sasha mi ringrazia per aver accettato l'invito, ma per me invece è una cosa naturale essere grato a un popolo che ti ha scelto, perché poi il pubblico decide, noi non decidiamo nulla e nel caso di questa emittente poi io ricordo proprio quando uscirono i primi album, proprio era tra le televisioni che sceglievo di fare perché proprio la seguivo, quindi come fare adesso a rifiutare una chiamata a una TV che tu hai cercato per prima? Ero io a cercare TV Campana, RTC, e quindi adesso sono fiero e orgoglioso di essere cercato ed accettare l'invito. E soprattutto noi siamo fieri ed orgogliosi che tu parli in modo proprio naturale di tutto quanto, come magari qualcuno non lo fa più. È un po' troppo sopra le righe e quindi magari certe parole, certe cose, certe radici le hanno dimenticate. Io ti volevo fare subito una domanda, Andrea. Vai. Nella tua bella carriera esplosiva e sorprendente, perché poi se vogliamo così è stato, no? Poi la tua escalation, mano a mano hai raggiunto sempre vette più alte, e quindi è stata sempre un uovo di Pasqua, no? Ok, una sorpresa. Sì. C'è anche l'ipotesi di un libro nella tua vita? Di un libro? Sì, perché secondo me la tua carriera va... Hai visto che prima in privato ci hai fatto buone, fa tutto tu, fai domande tu, perché hai fatto una domanda bellissima che non mi avevano ancora fatto, ma che in realtà c'è un precedente, perché l'anno scorso a Roma avevo già avuto una proposta del genere e devo dirti, mo tu mi dirai, vabbè, vedi, allora conferma quello che penso di te. Io l'ho rifiutata questa cosa, nel senso che non è che l'ho rifiutato, ho detto guarda, era un autore bravissimo che scriveva per una casa editrice importante, ci sono stato anche a Roma a parlarci perché a lui affascinava, tutto partì da una foto che io pubblicai sui miei social di casa mia, no? Che poi è dove era casa mia, dove tuttora vivono i miei genitori, che è un quartiere popolare, che è un vico di Ercolano. Lo conosciamo bene poi tutti. Quando tu vedi quel palazzo ti sembra che è quasi una casa caruta, una casa scarupata, no? E invece io lì dentro c'ho tutta la mia creatività, tutta la mia formazione di valori e di cultura, e quindi lui vide questa foto, fu colpito dalla mia storia e voleva raccontare in un certo senso. Io mi sono fermato perché sicuramente c'è nella mia vita la volontà di fare una cosa, un libro, come hai detto, però è presto, perché è come se poi fosse pretestuosa la cosa, fosse per dire io già sono un tipo da poter raccontare. No, invece io voglio vivere ancora abbastanza e poi un giorno, quando sarò vecchio, dirò che un ragazzo di un vicolo popolare si è potuto togliere qualche soddisfazione. No, ma infatti io quello intendevo, non intendevo subito, ci mancherebbe altro, anche perché noi ti auguriamo di scrivere ancora tante pagine e quindi non di scrivere un libricino sottile come un quadro, ma proprio l'enciclopedia, sai come si portavano prima come si chiamano? I volumi. Ecco, questo intendevo io. Checco,
Andrea, io ti voglio fare una domanda. Quanto ti ha aiutato la tua umiltà, tutto quello che tu hai detto da Kill Week per arrivare dove sei arrivato adesso? Cioè, al di fuori della tua voce, di tutto l'impegno, però, come hai detto tu, quei valori, quanto contano poi per arrivare? Ti hanno aiutato? Allora, ma la risposta me la date voi addetti ai lavori, ma anche la gente continuamente, perché io non lo so cosa ci vuole perché l'umiltà è una cosa che già nel momento che tu dici io sono umile, già non lo sei. No, infatti. E anche l'umiltà non ti dice io sono umile. Ecco, lo devi dire tu, lo deve dire qualcuno che ti ascolta e quindi tu dici, caspita, mi fa piacere che alla gente arriva anche questo, perché se uno si pone e dice ragazzi allora dovete essere umili, per essere umili si fa questo, no, sta sbagliando già, perché l'umiltà non è una cosa che si può raccontare, quindi è servito tanto, non ce l'hai, perché come me la fai tu la domanda me l'hanno fatta in tanti, soprattutto il pubblico che mi vede sulle feste o mi vede nei concerti. Io sono il tipo che ad esempio resta nelle piazze anche 2 ore, se non me lo vietano ovviamente le forze dell'ordine per altri motivi, magari non ci sono le transenne, non ci sono, però io resto per 2 ore con a fare le foto pure. I tecnici che non possono smontare fino a quando non me ne vado, però io dico sta gente è venuta per me, quindi oggi prima ascoltavano gli autografi, poi l'autografo non si fa più, fanno le foto e io le faccio fino all'esaurimento totale. Andrea, io penso che adesso ritorniamo un'altra volta agli autografi, perché mo i selfie secondo me anche quando ci fanno i scelti ci puoi mazzeccare vicino. sì, da lontano facciamo. Senti Andrea, voglio approfittare un po' della tua carnalità, se anche lei mi sa permette, voglio sapere una cosa, ma Andrea Sannino quando si sveglia la mattina mentre sta facendo un caffè canta ancora, che ne sai, che le canzoni napolegne, che le canzoni come cantammo noi, che da riesci ad innamorarsi, che canti, voglio sapere. No, mi fate una domanda che è bella, questa domanda che state preparando. No, non sono preparato. Ma assolutamente, la gente pensa spesso che io possa ascoltare, cioè non possa ascoltare un genere musicale che magari potrebbe non essere identificato con quello che faccio io. Invece non c'è cosa più sbagliata, perché io conosco poi tra l'altro Mauro Nardi, no? Detti innamorati. Mauro Nardi ho avuto l'onore che ha inciso Abbracciami, cioè ha fatto una cover di Abbracciami, fu gentilissimo, benissimo a chiedermi il permesso con la Zeus Record e io ne sono onorato. Ma io quando sto in macchina con gli amici ascolto tantissimi cantanti napoletani, ma Ciro Ricci a Cavallo, Azzufuna, Bavaruna. No, voglio coinvolgere anche se chi mi conosce, no, tu mi hai fatto una domanda originale che queste sono cose che io dirò solo qua, ok? Nel senso che ho detto solo qua. No. C'è una canzone, io ho un gruppo di amici miei che si chiamano quelli di Piazza Plebiscino, no? Quindi sono amici stretti che ce l'ho su WhatsApp come gruppo. E c'è un amico mio, Ignazio, con cui mi diverto sempre a cantare una canzone, lui non lo sa nemmeno, di quel cantante non lo sa nemmeno che io amo questa canzone, ma è una canzone che si chiama Damma a te, se non sbaglio, di Fabrizio Ferri. È proprio, se voglio cantare una canzone, cioè, tipo se tu mi chiedi cosa vuoi sentire, dico fammi sentire quella. Se ti coinvolgiamo un po', cioè cominci alla notte giorno fatto sulle te dammi e figlia a casa, giusto? Sì. bellissimo. Senti, e poi un napolitano invece che non lavaraci, scusami, che dai che vogliamo ricambiare a Maronardi, lo sa, c'è signora, innamorarsi, sì tu. Bellissimo, bellissimo. Come fa quella? Cora carnale mia, come mamma, non lo sai, ma manca quando stringiva a me. No, mi piace anche.
Ma vai, Che scusa. dicevi, Checco, scusami, che dicevi? Noi amanti della musica ci piace troppo assai quando un artista poi canta e canzoni che hanno sceso di tutti Certo, come certo, ha certo, confessato lui adesso. Mamma mia, noi... Ma io ho visto oggi, vabbè, ma la canzone napoletana innanzitutto è patrimonio ormai dell'UNESCO, ma diciamoci la verità, che tutte cose nascono dalla canzone napoletana e prova evidente, ma mo lascia stare che è un napoletano, d'accordo? Però io ho visto oggi una tua storia che Cannavaro praticamente nella tua diretta di Instagram ha cantato Abbracciami insieme a te e non per questo Abbracciami poi è diventato il secondo inno nazionale in questo periodo. Lascia stare che è un periodo brutto, però se una canzone è stata riconosciuta per colmare un qualche cosa che in questo periodo noi non abbiamo più per abitudine, per carnalità, perché noi siamo un popolo praticamente carnaluna, Abbiamo bisogno, noi hai siamo proprio ragione. Abbraccio è stato proprio accolmato. Abbraccio è un brano che ormai ha 5 anni e ogni volta si riscopre. E come dici tu, il momento brutto che stiamo vivendo forse l'ha fatta riscoprire perché mai nella vita ci saremmo aspettati che fossero vietati gli abbracci, no? Cioè, se tu ci pensi, nemmeno le guerre mondiali hanno mai vietato gli abbracci. Gli abbracci sono vietati, quindi la gente ha voglia di sognare a ritornare ad abbracciarsi e quindi la sta cantando come inno alla speranza. Io mi sono messo a piangere. Lo sapevo. 2 settimane fa quando l'ho visto, te lo giuro. Cioè, non riuscivo a essere contento da artista, ma mi sono calato nei panni perché poi pure io sto chiuso in casa come tutti voi, no? Certo. E quindi veramente, se tu ci pensi, il desiderio di abbracciare tua mamma, tuo padre, la tua famiglia, che poi qua sto con mia figlia e con mia moglie fortunatamente, però mi manca tutta una fetta allargata di famiglia che ormai non abbraccio da un mese. Certo. Quindi praticamente il sogno e le parole che tutti gli italiani, magari partendo dal popolo napoletano, se volessero sentire dice, le volessero sognare in questo momento e abbracciano. Guarda, ma c'è un'attrice che si chiama Millie Brown, che non so se la conosce, la protagonista di Stranger Things, di una serie televisiva di Netflix pazzesca, che ha pubblicato la storia con Abbracciami che cantavano dai balconi. Quindi io credo che non solo è patrimonio dell'UNESCO, ma è una lingua, il napoletano, comprensibile a tutti, perché tu pure se non la capisci, ti arriva sicuramente l'amore che stai dicendo. Sì. O napoletana, si parla napoletana, ti fa capire. Si sta incazzato, lo capisci, si sta felice, lo capisci. Lo capisci solo dalle espressioni e dalle gestualità. Infatti io una sera parlavo con un ragazzo che era un grande fan di Nino D'Angelo, infatti lui come... certo, è normale, sicuramente, non avevo dubbi. E lui diceva, com'è possibile? E questa cosa mi è rimasta impressa, l'ho detto pure un'altra puntata, però è bello sempre perché è sempre attuale, è sempre vera sta cosa. È mai possibile? Allora, le canzoni italiane, basta che ti siano massimo 2 volte, ti sei scocciato. Una canzone napoletana, un disco napoletano lo puoi ascoltare 1000 volte, ti emoziona sempre, che le parole vuoi sentire sempre, perché secondo me è proprio l'attualità. Cioè noi ci mettiamo proprio veramente il cuore, il sentimento vero nelle canzoni, quelle che cantano i napoletani. Poi nei cantanti che fanno musica napoletana, ovviamente lì dove c'è la voglia, l'impegno, il talento per farlo, arriva, non bisogna sforzarsi ad essere interpretativi, perché già un testo, se scritto bene, una bella melodia, una bella armonia, già quello dà tanto allo spettatore, capito? Anche a chi è di Belluno e chi è di Cremona, gli arriva la passionalità del messaggio, non tanto l'interpretazione, capito? La passionalità, è vero. L'intensità. Non mi veniva parole. Andrea, io sono un grande predicatore. Prima che venga, sono un grande predicatore anche di una tua nuova canzone, cioè un'altra tua canzone che volesse che la gente abbracciassero come Abbracciami, ed è Carnale. Perché è una canzone, è la mia preferita. Quando me lo chiedono, chi mi segue, no, è la mia preferita. Quando mi chiedono, ma qual è la... grazie. No, ma sai quella com'è nata, quella canzone?
c'è Vincenzo Pirozzi, che è un bravissimo regista e attore, vive nella sanità, lui è veramente un orgoglio napoletano, che scrisse un recital. Questo recital si chiamava Carnale, perché la protagonista pesava 2 quintali, ma veramente. Ah, ma quindi era una parodia? No, lo spunto era quello, perché questa ragazza si innamorava di un ragazzo che faceva gli scippi, cioè era un delinquente. Sì. Cosa voleva dire? Che nell'aspetto fisico, nell'aspetto sociale, hanno potuto far nulla per far sì che questi 2 ragazzi poi si innamorassero follemente. Cioè erano non innamorati follemente dell'altro. Quindi l'amore è carnale per questo, perché non bada né all'aspetto, né al sesso, né alla politica, è amore vero e proprio. Ecco perché io ci ho fatto un video dove hai incluso tutte anche le sfaccettature dell'amore. Ma non sai le critiche che mi sono beccato per aver messo un bacio lesbo, no? Io ho preso 2 ragazze che si amano. Saluto, che sono 2 carissime amiche mie. Sì, ma salutamele, perché non ho più avuto modo di sentirle, ma si amano. Qualche stupido, per non chiamarlo così, poi lì sotto che commentava, io poi non ho risposto, perché poi sai, quando tu parli con l'ignorante, l'intelligente perde 10-0. Assolutamente, dove l'ignorante parla, l'intelligenza tace. Esatto. È vero, è vero. Non è la mia preferita, perché tu sai, nella radio, in TV, comunque accontentare un po' tutto il pubblico, un po' tutte le situazioni è un po' difficile, però quella canzone io la metto spesso perché metto un po' d'accordo tutti. E guaglione che vanno cagnà, le persone che amano e magari non vogliono raccontarlo. Bravo, hai detto un altro argomento. Infatti nel video c'è anche un detenuto, no? Io sono un ragazzo che, prima l'ho detto, sono cresciuto in un quartiere popolare, tanti amici miei si sono persi, e per questo senso morale che ho nei riguardi dei miei amici, che so essere di natura bravi ragazzi, cioè di natura, che vuol dire che quando erano ragazzini e frequentavano me erano bravi ragazzi. Poi magari venivano anche da brave famiglie, no? Perché non è... Assolutamente sì, assolutamente un'altra frase che sento spesso dire i genitori, non è vero, non è sempre colpa dei genitori, è vero. Non è sempre. Io ho esempi di amici con genitori presentissimi e si sono persi lo stesso, e io mi porto appresso questo messaggio, quindi oltre a quel cameo che ho fatto fare all'attore nel video, io spesso collaboro ad esempio con un'associazione che si chiama I Figli di Barabba, e vado a cantare nelle carceri così gratis, solo perché io credo nella redenzione. Credo che se uno sbaglia può ricredersi. Grazie. Benissimo. Belle parole. Sono emozionatissimo. Non so che tu volessi dire, Andrea. Però infatti ci vorrebbe una puntata intera. Noi speriamo che tu magari qualche altra volta ritorni. Ma grazie mille, sia in questa situazione che magari quando ritorneremo alla normalità proprio ad RTC, magari faremo uno special insieme a te, se ti fa piacere. Da vicino e facciamo uno special, mi fa molto piacere. Okay. Dai, perché anche io avevo altre domande da farti, ma il tempo... nostri programmi, magari ricordati, Pachico, di farmi sentire da Matteo, ok? La prossima volta, quando fate un programma dedicato ad Andrea Sannino, lo dite anche a Fabrizio Ferri. Ok, grazie. E allora adesso nel lasciarti vogliamo ricordare che tu proprio questa sera alle ore 20 hai pubblicato un video di una tua canzone. Sì, così magari ci dici tu tutte le notizie e ti salutiamo con questa nuova canzone. È un brano che fa parte dell'album di Abbraccio, quindi del 2015, ma che ho voluto riprendere in questo momento perché dice musica fammano poco compagnia e parla della storia di 2 amori che sono lontani, quindi mai come in questo periodo è un argomento più azzeccato possibile, e anche per fare un omaggio a un grande amico, un grande artista che in realtà questa canzone è una cover del grande Gigi D'Alessio, che è stata riarrangiata e ricantata da me, e quindi sì, è online questo video, condividetelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Andrea, grazie. Ti abbracciamo. Grazie anche a voi, anche io. Ciao ragazzi. Andrea, grazie.